la seconda puntata ed è la seconda puntata in cui siamo nel territorio di San Pietro di Feletto. Non parliamo soltanto di mostra dei vini, perché come abbiamo detto, come abbiamo in sede di presentazione annunciato, sarà un tour virtuale in cui andremo però a conoscere, oltre che le specialità, cioè i vini della mostra, anche e soprattutto le bellezze storiche di questo incantevole borgo che si chiama appunto San Pietro di Feletto. Siamo nel posto giusto, siamo in una bellissima zona, in un eremo camaldolese che adesso ci spiegherà e ci illustrerà. Grazie a tutti. Esattamente, siamo a Rua di Feletto, una delle 5 frazioni del comune di San Pietro di Feletto. Questo è un luogo che ha un importante valore storico per il nostro territorio, ma ha avuto in passato anche un importante valore religioso. Mi riferisco infatti all'antico eremo di Rua di Feletto. Ci troviamo in questo preciso punto non a caso. Volevo farvi notare la croce che vediamo qui sulla mia destra. È una croce che ha un significato particolare, ricorda da secoli che questo è un confine, il confine tra il luogo dell'abitare quotidiano al luogo della vita consacrata. Quindi, dottoressa, facendo una battuta, lei non potrebbe passare adesso, le donne non passino questa croce sotto pena di scomunica. Ora possiamo, ma un tempo non si poteva. Era un ordine religioso maschile, per cui queste erano le regole. Questo era il confine che le donne non potevano oltrepassare. Dottoressa Meneghin, allora prendiamo via dei Camaldoli e saliamo. E ci incamminiamo verso il Colle Capriolo, la sommità del Colle Capriolo, dove ci sono i resti dell'antico eremo camaldolese. Piccola salita che ci porta a vedere e a scoprire questo incantevole luogo, perché cominciamo a capire la sua bellezza e la sua importanza. Esattamente. Questo Colle Capriolo è stato acquistato nel 1500 dalla nobile famiglia del Giudice di Conegliano, che la utilizzava come luogo di vacanza, di riposo. Oltre al palazzo cinquecentesco era stata costruita anche una piccola chiesa, come si usava ai tempi della Repubblica Serenissima di Venezia. Una piccola chiesa che non è questa, perché no. qui siamo nel 1800, sistemazione. Sì, esattamente. Quando Alvise Canal, un ricco veneziano, acquistò la proprietà del giudice, della famiglia del giudice, la donò qualche anno dopo a una congregazione di frati camaldolesi di Rua di Padova. Questi ne presero possesso nel 1665 ed iniziarono subito a realizzare l'eremo come poi è diventato, costruendo le 14 celle, 4 file di 4 celle e ampliando la chiesa, l'originaria chiesa costruita dalla famiglia del giudice. Quella che noi vediamo adesso, la parrocchiale, infatti è stata rimaneggiata più volte e inizialmente aveva una unica navata. Nel 1800 sono state costruite le altre 2 navate, quelle laterali, e il campanile. All'interno di questa parrocchiale c'è un bellissimo altare ligneo della bottega dei Ghirlanduzzi, che sono dei noti intagliatori di Ceneda. Ci fermiamo per un attimo perché andiamo a scoprire quello che la mostra di San Pietro di Feletto ci fa scoprire: una bella azienda agricola, una cantina. Ritroviamo Benedetto De Pizzol, ma lo ritroviamo in un'altra veste, perché questa volta siamo a casa tua, in ditta tua, a Castellalta. Allora, noi facciamo delle produzioni di nicchia, abbiamo iniziato a trasformare le nostre uve nel 2017 con la vendemmia 2016 e abbiamo iniziato con Extra Dry, che poi piano piano con 3500 bottiglie, poi piano piano abbiamo aggiunto le altre tipologie. Abbiamo aggiunto la tipologia Brut e da quest'anno la novità, la tipologia Extra Brut.
Cosa vuol dire di nicchia? Proprio vi siete ritagliati uno spazio? Sì, ci siamo ritagliati uno spazio, cerchiamo di curare il prodotto in maniera molto, diciamo, capillare, molto capillare e molto... Noi cerchiamo di fare prodotti di qualità, perché facendo piccoli numeri, però i piccoli numeri valgono qualora la qualità si senta all'interno della bottiglia. Noi cerchiamo di ragionare in questo modo, cerchiamo di fare i prodotti così come ragioniamo e facciamo queste 3 tipologie proprio curate al massimo. Bene, questo per quanto riguarda la vostra produzione. Avete qualche novità? La novità di quest'anno è questo Extra Brut, che tra l'altro è residuo zuccherino all'interno della bottiglia, è solo quello naturale, non sono stati aggiunti zuccheri e quello che è quello naturale è un 0,12 grammi il litro, che è quello che si trova naturalmente all'interno del vino. Ci siamo lanciati a fare questa tipologia perché i vini, le basi di vini che vengono qui hanno queste caratteristiche di elevata qualità e di equilibrio. Li troverete nei migliori ristoranti, come si dice, nei migliori bar di Caracas, come si dice, no? Assolutamente. Basta salire la salita della Castella. Voi quando arrivate a Conegliano basta chiedere, insomma, soprattutto per i ciclisti Certo, si spingono qui, conoscono, poi si fermano. Sì. Bene, noi vi auguriamo grandi successi e naturalmente al prossimo anno in mostra non virtuale. Grazie. E allora chiudiamo con lo slogan particolare, no? Diamo valore al nostro territorio. Dottoressa, lei parlava di queste 14 celle dell'eremo, la domanda spicciola così prima di inoltrarci, di queste 14 celle quante ne sono rimaste? Purtroppo solamente 4, la fila, diciamo quella a ovest della parrocchiale, che adesso andremo a vedere. Noi conosciamo esattamente come era formulato l'eremo, perché abbiamo un'incisione del 1700 che spiega esattamente dove erano collocate le celle e confermata perfettamente anche da un dipinto che oggi è custodito all'interno della chiesa di Rua di Feletto, la parrocchiale, e che dimostra appunto la sua conformazione, quindi le 14 celle su 4 file, la chiesa, l'arco che non c'è più purtroppo e il palazzo che adesso è diventato sede municipale. La chiesa, che è stata intitolata a Maria Assunta, a San Romualdo e a San Benedetto. Infatti i monaci vivevano secondo la rigida regola di San Benedetto, ora e labora. Dopo i lavori di ampliamento eseguiti dai monaci camaldolesi, la chiesa è stata consacrata dal vescovo di Ceneda nel 1718. Dottoressa Meneghin, siamo saliti nel piazzale della chiesa, abbiamo visto la bellezza di questa parte dell'eremo, però poi ci siamo fermati qui su questo belvedere e non possiamo non notare la bellezza del panorama. Inutile dire che da qui il paesaggio è veramente incantevole. I primi monaci camaldolesi che presero possesso di questo luogo arrivavano proprio da Rua di Padova, ed è proprio questo il motivo per cui questo luogo si chiama Rua di Feletto. Ci fermiamo per un attimo, andiamo a scoprire quello che la mostra di San Pietro di Feletto ci fa scoprire, anche se in modo virtuale. Per la mostra dei vini di Collina 2020 ci troviamo oggi nel comune di San Pietro di Feletto, alla cantina Le Manzane. Siamo qui all'interno del wine shop e qui vicino a me vedete Ernesto, il padrone di casa. Buongiorno Ernesto. Ciao a tutti. Allora, raccontaci un po' della storia di questa cantina, quando nasce e come si evolve. Sì, l'azienda agricola Le Manzane è nata nel 1984, nell'84,
Qualche anno dopo, nell'89, abbiamo iniziato a creare la nostra etichetta, che è l'attuale Le Manzane, cambiando anche il nome dell'azienda, passando da azienda agricola La Vigna ad azienda agricola Le Manzane. Noi abbiamo una linea, chiamiamola linea Springo, che sono le rive. Tutti sappiamo il DOCG, che l'espressione più alta del DOCG sono le rive. Abbiamo un rive di manzana, che è Colline Quatra, Conegliano e Vittorio Veneto, una versione dry. E poi abbiamo anche uno Springo blu, bronze era questo, blu è questo, che è un prodotto che è anche un po' modaiolo se vogliamo, perché funzionano gli extra brut, però è un prodotto molto ricercato, con soste lunghe in autoclave che danno anche pienezza al prodotto. Io il Prosecco, nonostante tutto quello che dicano, brutta, extra brut, eccetera, per me la versione principe del Prosecco è l'extra dry. E il mio preferito è il 2010 extra dry, abbiamo 17 grammi di residuo zuccherino, per cui un vino morbido, 4 mesi di sosta sui lieviti, perdiamo un po' di frutta e acquisiamo un po' di pane, di panificazione. 2010 per ricordare la nascita della DOCG. Ed ecco, allora i bicchieri sono pronti per il nostro brindisi finale. Ci ha raggiunti anche il sindaco di San Pietro di Feletto, che saluto, Maria Assunta Rizzo, grazie di essere qui insieme a noi. Vi ricordo che siamo all'interno del wine shop delle Manzane, che ricordiamo anche il sito, vuoi Ernesto? Certo, www.lemanzane.com. E a questo punto io mi permetto di passare un bicchiere al sindaco. Uno lo prendo io. Prego. E allora alziamo i nostri calici e andiamo con la frase di rito, il nostro slogan, che è Diamo valore al nostro territorio. Salute! Evviva! Quando nel 1665 i monaci camaldolesi presero possesso del Colle Capriolo, iniziarono a costruire 14 celle, diciamo allineate in 4 file, e quelle che vediamo qui oggi sono le uniche 4 rimaste. All'interno di ogni cella viveva un monaco in solitudine, c'era il luogo per pregare, per dormire, per studiare, ma non solo contemplazione, meditazione. Ogni cella aveva un piccolo orto, l'orto monacale. I monaci lavoravano appunto il proprio orto e lo usavano per coltivare piante, fiori, per la loro alimentazione, per il loro sostentamento. E di queste 4 celle sono rimaste anche le 4 cantine, che sono interessanti da vedere dalla strada, non dall'interno dell'eremo. È interessante anche sapere che nel tempo queste 4 celle, una volta soppresso l'eremo, sono state adibite a scuole elementari, e la prima cella è diventata anche per un certo periodo di tempo l'ufficio postale di Rua di Feletto. Dottoressa Meneghin, municipio, piazza, manca il capannone della fiera, che fa piangere un pochino perché questo nostro tour virtuale lo sta raccontando e sta raccontando la mostra, però siamo in un municipio, siamo in un palazzo che ha una sua storia, anche il municipio. Sì, certamente, questo è l'antico originario palazzo del Cinquecento costruito dalla famiglia del giudice di Conegliano. Diventò quindi foresteria e anche luogo di pellegrinaggi, furono ospitati appunto pellegrini e anche ospiti intellettuali. Ci risulta che avesse anche una fornita e bellissima biblioteca. L'eremo cessò di esistere purtroppo con le leggi napoleoniche. Nel 1806 cessò di esistere e successivamente venne acquistato dall'amministrazione comunale e divenne sede municipale. E ricordiamo che dal 4 maggio 2019 gli spazi espositivi della sede municipale sono diventati anche ufficialmente Galleria dell'Eremo. Questo è un maestoso cedro del Libano che non fa parte della storia antica di questo eremo, bensì è stato piantato nei primi anni del Novecento.
È veramente una bellissima pianta che caratterizza questa piazza. Noi siamo giunti in chiusura di questa seconda puntata dedicata a San Pietro di Feletto, alla mostra dei vini di San Pietro di Feletto. Ringraziamo la dottoressa Claudia Meneghin. Prego. Perché Piacere. ci ha fatto scoprire delle cose che io personalmente magari non conoscevo del tutto, e quindi anche i nostri telespettatori immagino che abbiano gradito e capito insomma la possibilità e la voglia di venire a San Pietro di Feletto, a Rua di Feletto, per chiudere naturalmente con il nostro tour virtuale anche una visita in questa bellissima località. Dottoressa, grazie ancora. Grazie a voi. Buona giornata, ben trovati. Grazie. Insomma, se qualcuno vorrà scoprire San Pietro di Feletto, È un piacere. lei ci sarà Sono sempre. qua, assolutamente sì, certamente. Grazie. Grazie a lei. Grazie. In una cornice splendida nel cuore del vigneto della cantina De Ritz, sono qui sotto questa pompeiana naturale da dove nasce il prodotto principe che poi si trasformerà in vino. Sto per incontrare Luca, il titolare proprio della società agricola De Ritz. Grazie a voi di essere venuti a trovarmi e darmi la possibilità di presentare la mia azienda e la mia realtà. Io mi sono diplomato alla scuola enologica di Conegliano nel 2004, esattamente il 30 giugno del 2004, e il 1° luglio del 2004 è iniziata la mia avventura. Certo. L'azienda nasce con mio nonno Carlo nell'83, anno in cui acquistò il primo terreno, e lo acquistò un po' per hobby, per passione. Nonno Carlo è un Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG superiore. Uno dei nostri prodotti di punta, produciamo 4 diverse tipologie di Conegliano Valdobbiadene, è la prima etichetta che ho prodotto la quale sono il maggior legame affettivo. Chiaro, ovviamente. Anche se come prodotto realmente di punta ritengo sia il nostro Caris, il dosaggio zero. Poi altro prodotto importante è ovviamente il Gioia, che è la mia bimba, Ok. che è qui, che è venuta a trovarci. Che io neanche non chiedo. Eccola qua che si fa sentire. E usciamo un po' dal mondo prosecco, è un incrocio Manzoni 13-0-25, un moscato rosa. Allora, il sito internet è www.proseccoderitz.it. Abbiamo una pagina Facebook De Ritz, appunto, viticoltori in Conegliano Valdobbiadene, e un numero di telefono che è il 0438 78 41 15. Ci trovate sempre dal lunedì al sabato, sempre operativi. Luca è ancora qui con me insieme alla sua signora, ci ha raggiunti anche la sommelier Pamela e anche il presidente della Proloco di San Pietro di Feletto, Arcangelo. Grazie a tutti per essere qui. Io direi che a questo punto siamo pronti con i calici in mano per il brindisi di rito e la frase che contraddistingue questa manifestazione, che è: diamo valore al nostro territorio.